invece andiamo a scoprire l'oro rosso dell'altra splendida isola del nostro paese, che è la Sardegna. Ce ne andiamo tra Cagliari e Oristano, dove ci sta la cittadina di San Gavino Monreale, dove, dovete sapere, fin dal 1600 si concentra la maggiore produzione di zafferano di tutta Italia. Andiamo a vedere questo straordinario documentario. Arrivano ogni mattina alle prime luci dell'alba. Intere famiglie con le ceste raggiungono i loro campi. È autunno avanzato, la stagione dei raccolti è finita, ma la terra si prepara a vivere la sua ultima fioritura. C'è una voglia di fare presto. Mani abili e veloci frugano fra le delicate corolle di fiori che spruzzano di blu violaceo le piccole coltivazioni. Con buona lena, in un'ora si possono raccogliere 1 migliaio di fiori. Ma c'è l'insidia del vento, quando soffia improvviso. È difficile che i tradizionali cestini a bocca larga riescano a trattenere i fiori. Si provvede a utilizzare i più funzionali cesti a collo stretto, che ne impediscono la fuoriuscita. È un lavoro duro e faticoso, di grande pazienza. Un gesto sempre uguale che ha attraversato i secoli, trasmesso da una generazione all'altra. Un fiore meraviglioso che, come in uno scrigno prezioso, racchiude gli stimmi. 3 piccoli e delicati filamenti rosso-arancio. Occorrono circa 130.000 fiori per ottenere 1 chilo in fili di queste misteriose appendici vegetali dal caratteristico profumo.